Giro di vite a Racalmuto contro gli abbandoni selvaggi di automezzi privi di polizza assicurativa. Nel corso dell'odierna mattinata i carabinieri della locale stazione, comandati dal maresciallo Alessandro Costa, hanno effettuato un capillare servizio di controllo del territorio, finalizzato proprio al recupero di tutti quei mezzi che giacevano sul suolo pubblico, non utilizzati da diversi mesi e senza il tagliando di assicurazione. All'origine dell'attività di servizio, che è stata coadiuvata anche da alcuni mezzi della Polizia Municipale, vi è la segnalazione fatta da cittadini comuni che hanno denunciato ai carabinieri la presenza in diverse zone del paese di macchine, furgoni ed altri automezzi inutilizzati parcheggiati in zone destinate alla sosta e in alcuni casi anche ostruendo l'accesso a private abitazioni. Una situazione di disagio che evidentemente ha spinto diversi cittadini a rivolgersi ai militari dell'Arma, che hanno questa mattina provveduto al recupero di 6 automezzi che sono stati posti sotto sequestro. Per i proprietari degli stessi invece è scattata la sanzione relativa alla mancanza della polizza assicurativa, ma gli stessi carabinieri stanno valutando anche di procedere in alcuni casi anche per il reato di abbandono di rifiuto speciale. Sempre nel corso dell'attività di controllo, i carabinieri sono stati impegnati anche in una serie di ispezioni di carattere sanitario all'interno di esercizi commerciali del paese per verificare lo stato di conservazione e mantenimento degli alimenti. Diversi locali controllati, ma in tutti i casi i riscontri sono stati di carattere negativo, senza alcuna violazione contestata ai titolari. L'attività di controllo in tema di circolazione continuerà nelle prossime ore per consentire l'individuazione ed il recupero degli altri mezzi abbandonati all'interno del territorio comunale.